Non vuole uscire di casa, piange, ha paura di tutto. Così la giovane moldava aggredita e palpeggiata venerdì pomeriggio in zona San Lazzaro non riesce a darsi pace. Nelle prossime ore dovrà farsi aiutare da uno psicologo. Troppo grave quello che le è accaduto, troppo difficile per lei superarlo. Intanto i carabinieri stanno indagando per dare un nome ai due maniaci. La tentata violenza sessuale è accaduta in pieno giorno. La ragazza era in sella alla sua bicicletta, stava ferma vicino ad un supermercato per attendere un suo familiare. Ad un tratto, con la scusa di chiedere delle informazioni, le si sono avvicinati due uomini, probabilmente stranieri, che hanno iniziato a toccarla. Le urla delle vittime hanno attirato l'attenzione della parente e di un'amica che sono accorse. Quest'ultima è riuscita, anche se mossa, a scattare una foto ad uno degli aggressori, che poi sono fuggiti. Le tre donne, il giorno dopo, sono andate dai carabinieri di Treviso per sporgere denuncia. Immediate ovviamente le indagini. I militari dell'Arma visioneranno nelle prossime ore le telecamere di videosorveglianza della zona per vedere se sono stati ripresi due maniaci. A Treviso è la terza aggressione a scopo sessuale, dopo quella avvenuta in Restera e quella nel Parco dello Storga. In città, dicono le donne, ci sentiamo sicure, ma certo che questi episodi fanno paura e c'è chi ha già lo spray e il peperoncino a portata di mano. Eccolo qua, lo spray e peperoncino, sempre pronto in tasca. Sentendo tutto quello che succede, può essere che possa capitarmi una volta anche a me, spero di no, però Meglio essere preparati. sicuramente preparati, lo spray e peperoncino e dopo un bel calcio. Mi sono organizzata non uscendo assolutamente sul tardi, però dovrò organizzarmi sicuramente anche con qualcos'altro. Se soltanto chi di dovere ci pensasse. No, io faccio kickbox, quindi so difendermi bene. Mi è capitato anche recentemente di tornare a casa da lavoro a piedi la sera, non ho avuto questa paura o ho sentito la necessità di... non mi è mai capitato. Ho pensato di portarmi spray e peperoncino, ma siccome non mi è mai successo non lo so, non mi serve, insomma, non mi è mai servito fino in questi giorni.